Lo status di città balneare sarà questa la richiesta principale dei sindaci della Costa Veneta che porteranno la prima conferenza nazionale programmatica del turismo al via a Chianciano Terme. Chianciano sarà sicuramente un momento importante in cui dire tutti i temi che stanno a cuore ai sindaci, alle categorie, al coordinamento dei sindaci del balneare italiano, e in particolare sarà il momento in cui torneremo su un tema fondamentale per la sopravvivenza dei nostri enti, ma soprattutto delle nostre comunità. Per dare risposte ai nostri cittadini residenti e ai turisti bisogna che abbiamo il riconoscimento della città balneare. Conferenza quella di Chianciano che rappresenta un tavolo di confronto sull'industria del turismo nazionale, da cui deriveranno indicazioni per le politiche che troveranno spazio nel piano strategico del turismo che il Ministero dovrà presentare entro il termine di quest'anno. Ci auguriamo che anche il governo che si è insediato in questi giorni possa avere un approccio proattivo rispetto a questi temi, e ci aspettiamo che le bellezze del nostro Paese e la professionalità dei nostri operatori possa essere giustamente salvaguardata dai decisori politici, a partire proprio dall'annoso tema delle concessioni demaniali che continua ad attanagliare gli operatori veneti ma di tutto il resto d'Italia.